Ragazzi, per Generazione Non Stop siamo con Alex Guesta. Ciao, Ciao Alex. ragazzi, ciao a tutti. È da un bel po' di anni che suoni? Sì, ho iniziato più o meno nel 2000, sono partito all'inizio con musica dance, poi nel 2007 ho cambiato genere, ho seguito il filone di musica che si è spostata più sull'house e da lì sono partito con varie collaborazioni con Stefano Payne, con una serie di DJ e dopodiché piano piano sto continuando a fare sempre produzioni. Sappiamo che quindi dal 2007 ci sono state abbastanza produzioni. Quante? Una quindicina? Ho visto un qualcosa. Allora sai che non mi ricordo perché ecco, allora ogni anno faccio un bel po' di dischi, praticamente mi esce un disco al mese quasi, poi tra collaborazioni alcuni escono col nome mio, altri con il nome di altra gente. Ho collaborato tanto con Mario Fargetta e con altri ragazzi, ho delle importanti collaborazioni per la stagione prossima che ancora non dico niente perché sono ancora tutte in fase di sviluppo e niente, mi sta dando soddisfazioni perché comunque ci sono state anche delle occasioni in cui dei DJ importanti mi hanno supportato. Ecco, appunto per questo vorrei chiederti, so che il DJ Tiesto, uno dei DJ più grandi del mondo, hanno suonato tuoi dischi in qualche serata. Io sono un grande fan di Tiesto, quindi è stata una sorpresa per me. A marzo scorso Tiesto ha suonato uno dei miei dischi, un remix che ho fatto di un suo disco, alla fine mi ha dato... All'inizio non ci credevo, poi alla fine ho visto che è stato proprio così in uno dei suoi club live, poi ho visto anche, mi hanno fatto vedere anche Di Morillo in uno dei suoi DJ set di un altro disco e quindi niente, sono contento, sta andando bene per adesso. Progetti per il futuro, abbiamo qualche lavoro pronto che magari... Allora, adesso ho un tour in Portogallo, Spagna, dovrei fare una serata a Ibiza, poi progetti per la Francia, comunque all'estero e poi ho in progetto delle collaborazioni, come ho già detto prima, abbastanza importanti che sono in fase di sviluppo. Cosa ti aspetti da questa serata in Sicilia? Dai. Guarda, è sono molto mese, calorose? Sì, allora l'accoglienza è stata stupenda, ci hanno fatto veramente un'accoglienza stupenda. È un mese che la sto aspettando e si prospetta una gran serata, quindi non vedo l'ora che inizi. Ok, qui a Scivolandia, Alex Guesta, ci ha fatto tanto piacere. Ecco, per Generazione Non Stop. Generazione Non Stop, ciao a tutti ragazzi, a presto.